È un bel binomio, anche perché finalmente sapremo che lo sponsor ufficiale non sarà più lo champagne ma il prosecco di OCG, peraltro non di un'azienda ma quello del consorzio delle colline di Conegliano Valdobbiadene e di OCG, quindi direi che è anche una sponsorizzazione istituzionale e non di una sola azienda. Io sono un forte osservatore e vedevo sempre sta scritta e ho detto bisogna prima o poi cambiarla. È stata brava la Presidente Bortolomioli che è riuscita a chiudere poi tutta l'operazione. Certo, sono due capacità diverse ma che in questo momento si incontrano e per la prima volta riusciamo ad essere davvero il vino testimonial di un grande evento come la Biennale Cinema di Venezia. Noi abbiamo lavorato in questi anni a fianco anche alla Biennale Arte, la Biennale Architettura, ma per arrivare ad essere celebrati proprio nella sua completezza nel vino per la presentazione della Biennale Cinematografica di Venezia. Per noi essere presenti come bollicina ufficiale significa essere presenti in un contesto di grande internazionalità dove il nostro vino ha bisogno di essere riconosciuto ancora di più e ha bisogno di essere apprezzato. Questo sarà un grande scenario che darà la possibilità al nostro vino davvero quella che si meritava da secoli è stata raggiunta. Rappresento la Biennale di Venezia che consolida e spiega qual è un rapporto importante che si può creare tra il mondo dell'impresa e il mondo artistico. La Biennale di Venezia è la più importante istituzione culturale del mondo e il fatto che abbia scelto un rapporto con l'imprenditoria produttiva, con il mondo del vino, costruendo un'etichetta che si collocherà sulle bottiglie che saranno offerte a tutti quelli che visiteranno le mostre della Biennale e soprattutto il Festival del Cinema. Quindi sarà un messaggio che proprio dalla Biennale potrà raggiungere tutto il mondo. Ripenso ai giornalisti accreditati, ai critici, al Festival del Cinema, quindi questa sarà un'occasione che spiegherà che il Veneto produttivo sa costruire le iniziative serie.